L'idea è partita perché appunto ogni giorno si sentono di questi fatti. Io prima di tutto sono una nonna di 2 adolescenti e quindi che sono la mia vita e perciò, ehm, so sulla mia pelle cosa provo ogni volta quando si sentono questi fatti. Di fronte ai continui episodi di violenza, maleducazione, vandalismi che vedono protagonisti i giovanissimi, i pensionati di ANAP di Confartigianato si sono interrogati su quello che possono fare in prima persona per aiutare i ragazzi e nasce così il convegno in programma martedì all'Hotel di Castelfranco con lo psicologo Mirko Casteller. Se ci accompagna nel cercare di capire, di cogliere, questi segnali. Noi come nonni adesso abbiamo il tempo materiale, che possiamo provare a far qualcosa. Noi ci siamo, però abbiamo anche noi bisogno di capire un attimino e di avvicinarci a questi ragazzi, perché magari siamo un po' di generazioni indietro rispetto a loro e quindi magari non abbiamo i termini, il modo, le parole giuste. Un percorso che i pensionati chiedono di fare fianco a fianco con famiglie e scuole. Invitando le famiglie, invitando i genitori e noi ci mettiamo a disposizione anche delle scuole se vogliono organizzare qualcosa con 'sti ragazzi, non so, per andarci a parlare, ma anche come perché come ha detto lei noi siamo ex artigiani che ognuno ha avuto la sua esperienza e quindi parlare anche a 'sti ragazzi dei lavori artigianali, di vedere se c'è interesse. E sulla proposta avanzata nei giorni scorsi dal sindaco di Treviso Mario Conte del servizio civile obbligatorio per i giovani violenti, Sono d'accordissimo, ma addirittura non solo per quei ragazzi che magari fanno queste cavolate ma veramente andrebbe di nuovo reinserito il servizio civile presso strutture, io lo vedo presso strutture di disabili, di anziani.